Mose supera il test di Malamocco sotto lo sguardo del sindaco Brugnaro. Stanotte si sono alzate tutte e 19 le paratoie della Bocca di Porto. Altre prove proseguiranno nel corso del mese dell'anno prossimo. Tra tradizione, schiavitù, sfruttamento della prostituzione, blitz anche in Veneto nell'inchiesta della DDA di Bari che ha sgominato 2 clan della mafia nigeriana. Maxi tamponamento all'uscita dell'autostrada 27 tra Cadola e Pian di Vedoia nel Bellunese, ben 11 mezzi coinvolti, usciti di strada forse per il ghiaccio, fortunatamente non ci sono feriti, disagio al traffico. Frasi razziste contro un giovane giocatore under 17 del Peschiera durante una partita contro il Castelnuovo del Garda, la squadra per solidarietà giocherà la prossima gara vestita di nero. Un asino sbranato sul Monte Cesena, Valdobbiadene, quasi certamente si tratta del lupo che in queste settimane sta colpendo nella Val Belluna e che sarebbe arrivato nella barca. Ladri immortalati dagli impianti di videosorveglianza delle abitazioni, prese di mira, immagini messe online dalle vittime, centinaia di condivisioni nel post di un'imprenditrice di San Biagio di Callalto. A Padova il primo museo di geografia d'Italia, vi mostriamo in anteprima alcune immagini delle sue sale all'interno di Palazzo Bollenborg. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali e dunque occhi puntati ieri sera nella tarda serata sul Mose con la prova alla Bocca di Porto di Malamocco, le 19 paratoie che si sono alzate tutte insieme, una prova importante sotto gli occhi del sindaco Brugnaro. Il test di sollevamento delle 19 paratoie del Mose alla Bocca di Porto di Malamocco si è concluso positivamente. Dopo l'eccezionale ondata di acqua alta che il mese scorso ha travolto Venezia raggiungendo il 12 novembre il picco record di 187 cm, anche il governo aveva indicato la necessità di accelerare il completamento e il collaudo dell'opera idraulica che dovrà difendere Venezia dalle alte maree eccezionali. Qualche settimana fa la prova di Malamocco era stata sospesa dopo che i tecnici del Consorzio Venezia Nuova avevano riscontrato alcune vibrazioni alle staffe che sostengono le tubazioni di aria compressa che servono a far sollevare le barriere dal fondo. Questa volta invece, davanti agli occhi del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, la prova di sbarramento di uno dei 3 ingressi alla laguna è andata secondo programma. Non siamo certo alla fine, questo mese ci saranno altre 2 prove e si andrà avanti anche l'anno prossimo, ma sicuramente a buon punto dopo anni di attese e polemiche. Stanotte, nel blocco totale del traffico delle navi superiori a 500 tonnellate di stazza disposto dalla Capitaneria di Porto, le paratoie hanno iniziato ad alzarsi a gruppi di 4 poco dopo le 21, per poi tornare ad adagiarsi sul fondale diverse ore dopo. Luigi Brugnaro, che ha assistito di persona al sollevamento delle paratoie del Mose, lo ha definito un momento storico per Venezia, un'opera ingegneristica unica, orgoglio della nostra scienza e tecnologia. Dobbiamo terminare i lavori e metterlo in funzione, ha concluso. Sarà il simbolo della resilienza. Torneremo a parlare fra pochissimo di Luigi Brugnaro, ma prima una notizia di cronaca perché ci sono anche arresti in Veneto, è coinvolto anche il Veneto nella maxi inchiesta della DDA di Bari che in queste ore assieme alla polizia ha sgominato 2 clan della mafia nigeriana. Gli indagati rispondono di associazione per delinquere, tratta, riduzione in schiavitù, estorsione, rapina, lesioni, violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione. Sono una trentina le misure cautelari eseguite in diverse regioni, tra le quali anche il Veneto, oltre che all'estero, in Germania, Francia, Olanda e Malta. L'indagine della squadra mobile di Bari dicevamo è coordinato dalla DDA di Bari. Maggiori dettagli ovviamente nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. È in corso una conferenza stampa proprio alla Procura di Bari. Regionali 2020 e comunali 2020 a Venezia sono stati tra i tanti temi affrontati ieri sera a Ring e se il segretario del Partito Democratico, segretario veneto Bisato, conferma che il vice sindaco di Padova Lorenzoni è una opzione per la candidatura anti-Zaia, lo aveva di fatto anticipato a 20:10 2 settimane fa, il vicepresidente della regione leghista Forcolin parla invece apertamente della necessità di appoggiare, dell'ipotesi di appoggiare H. Farsetti Luigi Brugnaro come sindaco, visto anche il seguito al suo appello a non andare a votare, lo ricorderete, per il referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre. Allora sentiamo questi 2 passaggi, prima Bisato e poi Forcolin. È uno di fatto ancora uscito nessuno, però
potrebbe essere una formula da seguire, cioè, non con questo io non dico però che a priori il Partito Democratico abbia già deciso chi è il candidato governatore. Naturalmente in una terra difficilissima, su questo non ci sono dubbi, basta guardare i sondaggi, ma non siamo per nulla remissivi, io per primo, cioè stiamo incontrando tutte le forze di centrosinistra, questo è uscito dall'ultima direzione, e continuiamo questo percorso. Poi alla fine tutti quanti avranno un'indicazione univoca, ne prenderemo atto. Ci sarà invece da dirimere la questione, abbiamo nel nostro DNA anche strumenti democratici per scegliere qual è la formula migliore. Mi pare che dobbiamo anche guardarci un po' intorno, sinceramente. O ci sono candidati forti che possono oggi competere con Brugnaro, oppure nel centrodestra, diciamo, come alternativa. Oppure con Brugnaro si fa semplicemente un patto, lo deciderà Salvini, chiaro, lo deciderà Zaia. Lei ha detto una cosa forte, vicepresidente, una cosa non scontata. Però è anche altrettanto vero che come Lega o abbiamo veramente un candidato forte, teniamo conto che andiamo a votare in Election Day con le regionali. È anche un elemento. Queste dunque le parole del vicepresidente Forcolin, uno dei massimi vertici della Lega in Veneto proprio sulle comunali 2020. Adesso la cronaca a partire dal maxi tamponamento avvenuto stamane poco dopo le 8, l'uscita dall'autostrada A27 in direzione nord tra Cadola e Piana di Vedoia nel Bellunese. Ben 11 i mezzi usciti di strada che si sono appunto tamponati, probabilmente usciti di strada per il ghiaccio sull'asfalto. Fortunatamente non ci sono feriti, se non qualche automobilista contuso. Disagio al traffico evidentemente per gran parte della mattinata. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il tratto dell'autostrada è stato chiuso per consentire la rimozione delle auto e quindi i rilievi anche della polizia autostradale. Invece in A4 una portavalori si ribalta e rimangono ferite 2 guardie giurate. Ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi e finendo la corsa a bordo strada. 2 persone sono rimaste ferite nel grave incidente avvenuto nella notte tra lunedì e martedì tra i caselli di Grisignano e Padova Ovest lungo l'autostrada A4 in direzione Venezia, dove un camion portavalori si è rovesciato. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre le 2 persone rimaste bloccate all'interno della cabina del camion. I 2 feriti sono stati medicati dal personale del SUEM e trasferiti in pronto soccorso a Padova. Sul posto la polizia stradale e il personale dell'autostrada e altre guardie giurate della ditta di trasporto Valori. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 2 di notte. Torniamo a parlare adesso di calcio e razzismo, non si è ancora spenta l'eco del caso Ballotelli a Verona e sempre nel veronese siamo, ma parliamo di una gara tra Under 17 tra Castelnuovo del Garda e Peschiera. Durante l'ultima gara tra queste 2 squadre alcuni spettatori hanno usato parole razziste contro un giovane giocatore appunto del Peschiera. La reazione del presidente della squadra Umberto Chincarini e della squadra stessa è stata immediata. Proprio sulla pagina Facebook il presidente ha scritto che domenica prossima, per solidarietà, la prima squadra giocherà in completo nero. A denunciare l'episodio è stata la madre del ragazzo testimone delle frasi razziste. Chincarini, sempre sul profilo Facebook, aggiunge che il ragazzo si allenerà anche con la prima squadra per premio. Bisogna educare a non far finta di niente. Solidarietà al giovane, aggiunta anche dalla società castelnovese, il cui segretario, Francesco Oliosi, ha annunciato che andrà a parlare con le persone in questione perché non tolleriamo alcun tipo di discriminazione. E adesso il lupo che non si accontenta più delle zone del Bellunese evidentemente o delle zone dell'altopiano di Asiago, allarme sul Monte Cesen, siamo nella Marca Trevigiana. Sembra che non ci siano dubbi. A sbranare quest'asino di 20 anni sul Monte Cesenna sarebbe stato un lupo, forse lo stesso che nell'ultimo periodo sta colpendo in Valbelluna, nella zona di Lentiai. Questa è la fine del povero animale appartenente all'azienda agricola di Fabio Piccolin, che a Valdobbiadene è anche presidente della sezione locale della Coldiretti. L'agguato risale alla scorsa settimana ad avvisare il proprietario alcuni cacciatori. Dalle impronte che ci sono lì in zona sembrerebbe un animale solo che ha predato l'asino. E adesso stiamo facendo tutte le constatazioni, ma dovrebbe essere un lupo, insomma. L'asino, sta emergendo dai rilievi, è stato azzannato alla gola da un singolo animale, dinamica che è tipica proprio dei lupi. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti sia gli uomini del Corpo Forestale che i colleghi della Polizia Provinciale di Treviso. Quanto al Monte Cesen, non è nuovo alle invasioni di animali selvatici, spesso appartenenti a specie non autoctone. Tra gli allevatori c'è apprensione.
Diciamo che in questi anni tra i cinghiali che hanno ribaltato tutti i prati pascoli e adesso il lupo che per facilità prende le prede, diciamo gli animali domestici, siamo un po' preoccupati. Ecco, so che anche le maghe su in cima mi dicono che sono un po' terrorizzate tante volte a portare su gli animali. Un altro allarme della Marca è quello dei ladri, dei furti, quasi praticamente quotidianamente vi raccontiamo delle razzie in casa, c'è anche la reazione poi di chi è derubato, cioè quella di immortalare i ladri in azioni sui social. I ladri quando vogliono entrare in casa tua entrano e basta. Lo sfogo amaro affidato ai social è di un'imprenditrice di San Biagio di Callalta, titolare di una palestra a Olmi, che in rete pubblica i fotogrammi dei malviventi entrati di notte nella sua proprietà. Li si vede sul tetto, correre in giardino, li si osserva sgattaiolare in casa. Felpe con il cappuccio alzato in testa, torcia elettrica in bocca, in pugno, arnesi da scasso. Chiudi bene porte e finestre a casa tua e pensi di essere al sicuro. No, non sei al sicuro. Metti vetro antisfondamento e porte blindate e pensi di essere al sicuro? No, non sei al sicuro. Metti un ottimo allarme, telecamere, ti connetti col servizio di sicurezza e pensi di essere al sicuro? No, non sei al sicuro, si sfoga l'imprenditrice, che diffonde le immagini sperando in testimonianze da riferire ai carabinieri. Un post con centinaia di condivisioni e visualizzazioni, che sconcerta e fa infuriare chi questa esperienza l'ha già vissuta e chi teme di doverla prima o poi affrontare. Sensazioni simili da un video che arriva invece da Roncade, dove il ladro, indisturbato, si avvicina all'abitazione e come prima cosa devia verso l'alto l'occhio della telecamera, rendendolo inefficace. Cronache di incursioni continue in cui le vittime sfidano apertamente i malviventi, un atto di ribellione verso un fenomeno che preoccupa e indigna. Una ribellione peraltro è stata stigmatizzata ovviamente dalle istituzioni che dicono appunto è una rabbia, insomma è una decisione pericolosa quella di postare queste immagini su Facebook. Sono giorni in cui i vari comandi dei Vigili del Fuoco in tutto il Veneto tracciano un po' il bilancio dell'annata, sono i giorni in cui si festeggia Santa Barbara, particolarmente intenso l'anno con gli interventi, oltre 10.000 da parte dei Vigili del Fuoco di Venezia. Comandante, adesso nei giorni dell'alluvione quanti gli interventi effettuati da voi Vigili del Fuoco? E noi, i nostri interventi nelle prime 48 ore sono state, avevamo più di 500 richieste. Quindi il triste record di incendi sviluppatisi in pochissime ore dalle 21:40 di quel terribile 12 novembre. Per le successive 2 ore abbiamo avuto 10 principi di incendi, solo su Venezia, non sulla provincia, solo su Venezia città, di natura causata da fonte elettrica, da energia elettrica. L'energia elettrica con l'acqua non vanno d'accordo. Tantissimi principi di incendio. Nei quadri elettrici, nelle cabine, nelle macchine elettriche, nelle apparecchiature ha dato luogo a principi di incendi. La Buona Stella ci ha aiutato a che nessuno si sviluppasse e degenerasse in modo tale da creare danni incendi. I danni ci sono stati perché ogni incendio, anche il solo fumo, fa del danno. L'utilizzo di un mezzo speciale, l'HCP, per gestire l'emergenza a Pellestrina. Il gruppo di alta capacità di pompaggio, un gruppo della protezione civile che è qui nel Veneto. Rispetto alla media nazionale che vede un pompiere ogni 2000 residenti, a Venezia, per la sua peculiarità, i pompieri sono 100, vale a dire uno ogni 600 abitanti circa, ma per il comandante ne servirebbero molti di più. Il personale che lavora sull'acqua, lavora a Venezia, è personale altamente specializzato, personale che non può contare sui mezzi di cui si può disporre sulla terraferma. Mi riferisco alle autogru, autoscale, piattaforme aeree. Il personale che lavora su Venezia ha bisogno di altre, deve essere preparato, deve essere super pompiere, lo chiamo io. E quindi i 100 interventi con la tromba d'aria e nubifragi di fine maggio, le navi da crociera con la catastrofe schivata a giugno scorso, soltanto alcuni degli oltre 10.000 complessivi interventi svolti in questo 2019 dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale Veneziano. Venezia è speciale, ha detto. Ma certo che è speciale, è unica per la sua tipicità, è unica per il suo territorio, per il modo di operare, è unica anche per le persone che ci sono. Io ho trovato i migliori pompieri d'Italia.
Adesso l'ambiente, colpo di scena nella vicenda dell'ampliamento dell'aeroporto Canova di Treviso. Il Ministero chiamato ieri a firmare il progetto di SAVE ha infatti deciso di bloccare l'iter e di rinviare tutto alla commissione VIA. Comitato dei cittadini 1, SAVE 0. Quando ormai sembrava che l'iter per l'approvazione del master plan dell'aeroporto Canova di Treviso fosse addirittura d'arrivo, a sorpresa è arrivato lo stop del Ministero dell'Ambiente, che ha deciso di rinviare il progetto alla commissione VIA, che aveva dato il suo ok lo scorso agosto. A spingere il Ministero a bloccare il piano di sviluppo dello scalo trevigiano è stato l'esposto presentato solo 7 giorni fa a Roma proprio dal Comitato di Residenti, che da anni si batte contro l'ampliamento del Canova e che ha avanzato una serie di osservazioni, tra cui il fatto che il master plan non avrebbe studi di impatto ambientale moderni, un'adeguata distribuzione delle ricadute di rumore e smog tra Quinto e Treviso e ancora non sarebbero state effettuate le campagne di rilevazione del rumore vicino ai siti più esposti e così via. Considerazioni che hanno spinto il Ministero a rimandare tutta la documentazione alla Commissione. Un vero e proprio colpo di scena, visto che fino a qualche ora fa sembrava una semplice formalità il timbro ministeriale, alla luce del fatto che il progetto aveva ricevuto l'approvazione non solo della Commissione ma anche del MIBACT. Resta ora da capire quando verrà esaminato il piano e come i tecnici valuteranno le osservazioni avanzate dal Comitato. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in diretta, la prima edizione del nostro telegiornale a Longarone adesso, dove è stata inaugurata la 60ª edizione della Mostra Internazionale del Gelato. E a chi parla di crisi della manifestazione della struttura fieristica, la risposta è arrivata direttamente dal governatore Luca Zaia e dal presidente di Longarone Fiere, Bellati. Da qui si andava via per fame. Sono andati in giro per il mondo, non sono andati a riempire le carceri, ma a farsi conoscere, rispettare per la laboriosità e la visione che hanno del rispetto anche delle comunità che li hanno ospitati. Questi sono i nostri gelatieri in tutto il mondo, ricordati così dal governatore Zaia all'inaugurazione della 60ª edizione della Mostra Internazionale del Gelato nei padiglioni delle fiere di Longarone. Un passaggio fondamentale per ribadire il perché questa fiera non debba morire, come qualcuno sta ipotizzando con il trasferimento di alcuni grandi marchi alle fiere di Rimini. Io ringrazio formalmente tutti quelli che quest'anno hanno scelto Longarone. Guardate, noi non la chiediamo, facciano quello che vogliono. Quelli che contano ci sono tutti qui in fiera di Longarone. Quindi non esiste, provino a fare quello che vogliono, ma noi siamo qui. La montagna viene difesa anche difendendo questa fiera. Noi, Presidente e Padrini, ci siamo con la partita di questa fiera e in assoluto, insomma, la Regione c'è, nel senso che non tranquillizzate tutti, cioè, ho altri problemi che stanno qui a pensare che stasera la fiera del gelato e non esiste che la fate biennale. La biennale vuol dire la morte. E per quanti imputano la fuga dei marchi alla mancanza di strutture ricettive a supporto delle fiere, il presidente Bellati rilancia. Chi vuole investire qui per fare nuovi alberghi, nuovi hotel, infrastrutture di servizio per chi arriva è benvenuto. Daremo una mano, perché qui gli hotel sono tutti pieni, perché appunto avendo una fiera che è sempre più attiva, che sta dando sempre più occasione di venire qui, è ovvio che abbiamo bisogno di infrastrutture per l'ospitalità delle persone che arrivano. A Padova il primo museo di geografia d'Italia. Allora vi mostriamo in anteprima alcune immagini delle sue sale all'interno di Palazzo Wallenborg. Le geografie, disse il geografo, sono i libri più preziosi fra tutti i libri. Non passano mai di moda. È molto raro che una montagna cambi di posto, è molto raro che un oceano si prosciughi. Noi descriviamo delle cose eterne. Scriveva così Antoine de Saint-Exupéry nel Piccolo Principe. Il potere della geografia sta nella sua capacità di descrivere il mondo e di spiegarne la sua evoluzione. Da qui si aprono le porte del primo museo della geografia d'Italia. Padova, con la sua università, inaugura a Palazzo Wallenborg uno spazio dedicato a questa disciplina spesso sottovalutata. Esplora, misura, racconta sono i 3 temi affrontati nel percorso museale, unico in Italia e tra i primi al mondo nel suo genere di museo geografico universitario. Tra globi antichi e plastici si comprende il valore delle mappe. Le mappe servono a capire dove si trova un luogo, ma servono anche a capire il senso e il significato di questi luoghi. Quindi il nostro obiettivo attraverso il museo è quello di proiettare 2 idee di mappa. Una è quella appunto di una mappa che punta all'esattezza, alla precisione,
alla dimensione, come dire, del raggiungimento di un obiettivo, e l'altra invece è più creativa, è più orientata a dare senso ai luoghi che noi viviamo quotidianamente. Lo sguardo dal passato volge al futuro e ai cambiamenti climatici, con le immagini delle varie catastrofi ambientali che colpiscono come schiaffi gli spettatori che entrano nella sala delle metafore. La novità di questo Museo della Geografia è quello di affrontare un percorso partecipato con i visitatori. Noi proponiamo a tutti coloro che sono interessati proprio delle iniziative di ricerca partecipata. Una di queste l'abbiamo svolta già nello scorso settembre e la riproporremo ogni anno, ed è quella appunto di misurare assieme a noi il cambiamento del ghiacciaio della Marmolada. Alla fine si viene coinvolti con azioni fuori dal museo. Un invito a tutti i visitatori a mettersi in gioco e a pescare delle carte alla fine della visita, appunto per cercare di migliorare il mondo in cui viviamo. Noi per esempio dobbiamo studiare il comportamento delle piante visitando l'orto botanico. E a proposito di piante, a proposito di ambiente, una giornata ecologica particolare per tanti bimbi delle scuole elementari di Ponte di Piave. Una giornata all'insegna dell'ecologia e del rispetto dell'ambiente, quella che ha visto protagonisti i bambini delle scuole elementari di Ponte di Piave. Moving Trees, il titolo scelto per l'evento, tante le iniziative che hanno coinvolto nel corso della mattinata i giovani studenti. Si è iniziato con la piantumazione da parte dei bambini di 49 alberi per i nuovi nati nel 2019 nel comune. Gli arbusti sono stati collocati a Negrisi, a Levada, San Nicolò e nel capoluogo, ma anche nei giardini delle 3 scuole primarie. Altro momento significativo, l'inaugurazione della palestra di arrampicata orizzontale alla scuola primaria Aldo Moro, a conclusione del progetto dell'associazione Moving School 21, che prevede un percorso di progettazione partecipata con gli alunni degli spazi di gioco, cortile e giardino della scuola, con l'obiettivo di renderli più accoglienti e di favorire la pratica di gioco, esplorazione, sperimentazione, osservazione, critica, ideazione di giochi che va ad arricchire il curriculum degli alunni. Per facilitare ulteriormente la conoscenza del mondo naturale che li circonda, gli alunni della scuola di Ponte di Piave avranno a disposizione alcune vasche per i pesci installate nel giardino dell'istituto. Guidati da 2 ittologi, i bambini potranno avvicinarsi al mondo acquatico e alla sua fauna. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con la nostra possibilità di poter inviare il vostro presepe, la vostra natività, la vostra creazione in questi giorni in cui si realizza il presepe. Allora verremo da noi, da voi, oppure segnalateci mandando gli SMS o segnalandoci con la mail a redazione@antena3.it. E poi io vi ricordo questa sera 20:10, adesso ore 13 con il tema della sanità come ogni martedì, e poi a 20:10 avremo Federico Canera, assessore regionale al turismo, e poi il nostro Lele Marcasse, quindi parleremo della stagione, la nuova stagione della zanzara che è ripartita giovedì scorso. Allora, cosa ci aspetta in questa stagione? Il giro per le tradizioni, per la cultura e non solo enogastronomica evidentemente, ma anche storica delle tradizioni del Veneto. Allora ne parleremo questa sera con Federico Caner e Lele Marcassa a 20:10. Vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Tempo stabile ma correnti più fredde in arrivo dalla Russia faranno calare notevolmente le temperature. Vediamo dunque il dettaglio di martedì 3 dicembre. Sul Veneto bel tempo con ampio soleggiamento su tutti i settori della nostra regione. Il cielo sarà sereno e sgombro da nubi, non sono infatti attese piogge particolarmente degne di nota. Temperature in diminuzione con minime fino a -3 gradi sul Bellunese, fino a 4 gradi in pianura, massime comprese invece tra 5 e 9 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con sole prevalente e cielo sereno un po' dappertutto. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime comprese invece tra 8 e 9 gradi.
Poche novità sul Trentino Alto Adige, dove sarà ampiamente soleggiato ovunque, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Temperature minime intorno a -3 gradi, massime tra 6 e 7 gradi. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.